Per la prima volta al mondo l'azienda ospedaliera di Padova è stata teatro di interventi multipli a cuore e rene a distanza di soli 6 giorni l'uno dall'altro. Il paziente, settantenne con un quadro di insufficienza cardiaca grave, si è presentato al centro Gallucci per un severo peggioramento del quadro cardiaco. In quell'occasione, dopo un TAC, è stata riscontrata una massa tumorale nel rene destro. Le equip di cardiochirurghi, urologi e anestesisti hanno studiato così un intervento combinato con ECMO, robot e una nuova tecnica microinvasiva, una soluzione ottimale per dare una risposta terapeutica al paziente che aveva un'aspettativa di vita inferiore all'anno. Per quanto riguarda la neoplasia renale è stato assolutamente curato, per quanto riguarda invece l'impianto del VAD sicuramente l'attesa di vita è decisamente superiore a quella che era con la malattia di base. Il paziente è stato dimesso, sta recuperando una completa forma fisica e sta bene. Sì. Questo intervento unisce diverse innovazioni nella stessa sede. Innanzitutto è un lavoro corale e questo mi piace sottolinearlo perché più specialisti, urologi, in questo caso cardiochirurghi e anestesisti, hanno collaborato all'intervento, quindi con più figure professionali, quindi anche tecnici, infermieri, operatori di sala operatoria, e utilizzando delle tecniche che in realtà non erano mai state usate precedentemente, quindi l'ECMO associato all'utilizzo del robot, e poi anche una tecnica chirurgica innovativa nell'impianto del VAD e del sistema di assistenza ventricolare, anche questo non utilizzato precedentemente.